serio incidente stradale è avvenuto questa mattina attorno alle 10 lungo la strada provinciale del Gorzone a Cavarzere, in località Buoro, a 1 chilometro dal ponte del Bacino. Un furgoncino Doblò del centro servizi per gli anziani di Chioggia, guidato da un'operatrice e con a bordo un anziano paziente, è uscito di strada sfondando il guardrail e procurando un trauma cranico ai due occupanti. L'uomo è tenuto in osservazione precauzionale dal pronto soccorso di Chioggia per le prossime 12-24 ore, mentre la donna, ancorché cosciente, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Adria. La dipendente dell'IPAB stava conducendo l'anziano alla cittadella sociosanitaria di Cavarzere per una visita specialistica. Dopo il forte urto, l'automezzo è stato recuperato dai vigili del fuoco con gru e sommozzatori. Già nel mese di settembre, Cavarzere Azzurra aveva denunciato lo stato di dissesto del manto stradale, con avvallamenti verso i margini esterni dovuti al bradisismo del terreno e al passaggio di mezzi pesanti lungo la stretta carreggiata. Furto insolito ieri in un negozio di Calle San Giacomo a Chioggia, che vende sigarette elettroniche per smettere di fumare. A un certo punto sono entrati 3 giovani chiedendo di visionare il materiale. Una volta che il gerente ha esposto gli accessori, se ne sono impossessati e sono usciti di corsa. Il bottino ammonta a un controvalore per centinaia di euro ed è già la seconda volta che succede. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri. Ancora disguidi nella linea 80 degli autobus tra Chioggia e Venezia, dallo scorso giugno gestita da Arriva Veneto. A segnalarli sono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Massimo Monaro e Paolo Bonfà, essi stessi utenti del servizio, i quali portano le istanze dei pendolari che quotidianamente si spostano verso il capoluogo usando la corriera. Il trasporto extraurbano non ha mai versato in queste precarie condizioni, dice Monaro, che elenca i disservizi. Le corse subiscono continui ritardi già alla partenza, dovuti alla mancanza di un numero adeguato di mezzi e di sostituzioni. Gli stessi orari non sono adeguati all'effettiva conclusione del turno di lavoro da parte di moltissimi operai. Inoltre, gli autobus, ancorché di recente fabbricazione, non hanno spesso a bordo alcuni elementi di sicurezza, come il bracciolo che evita la caduta del passeggero in caso di sbandamenti. Mancano anche le tendine parasole, già segnalate nei mesi più caldi, e il personale a volte non è formato, trovandosi impreparato anche a regolare il climatizzatore di bordo. La questione ora è stata riferita all'assessore Daniele Stecco in modo da essere recapitata all'azienda italo-tedesca che gestisce la linea 80. Da mesi ormai nella laguna dell'Usenzo viene segnalata la presenza di relitti galleggianti che invece di diminuire con il loro giusto recupero aumentano e vengono abbandonati a se stessi. La situazione si fa ogni giorno più pressante, specie in corrispondenza del ponte Cavanis e di quello in legno parallelo, ormai in disuso da anni e utilizzato come ormeggio, oltre che d'estate, per la pesca notturna delle seppioline. Quando la marea si alza, notano i pescatori, si fa veramente fatica ad accorgersi, in special modo, di una barca affondata messa di traverso, che chiude l'unico passaggio più profondo e adatto al passaggio delle imbarcazioni. Di recente è stato anche legato uno scafo inservibile sotto il ponte Cavanis stesso, che sta diventando appunto un luogo di concentrazione di natanti in disarmo. Fra l'altro lo stesso ponte di legno appare pericolante, mancante di assi e con fori in diverse parti. D'estate soprattutto i turisti lo percorrono incuriositi, incuranti del rischio. Negli anni scorsi un tubo galleggiante caduto era stato recuperato dai vigili del fuoco, ma ben diversa sarebbe la difficoltà di un'eventuale operazione simile qualora dovesse naufragare il ponte a pezzi. Tutti gli insegnanti della Scuola Paolo VI vi invitano all'Open Day a Scuole Unite che si terrà sabato 15 dicembre alle ore 15:30. E ci saranno dei vari percorsi laboratoriali per i bambini e per i ragazzi.
poi in conclusione l'associazione dei genitori preparerà un'ottima merenda per avere anche un momento di condivisione. Vi aspettiamo numerosi. Oggi dalle ore 17 nella sala consigliare del municipio l'associazione AMCET, Amici dei Malati Cronici e Terminali, in collaborazione con la ULSS 3 Serenissima e settore servizi sociali del Comune di Chioggia, organizza l'incontro pubblico dal titolo Consenso informato, disposizioni anticipate di trattamento DAT, pianificazione condivisa delle cure. Introduce l'assessore alle politiche sociali Luciano Friziero e seguono gli interventi di alcuni componenti del Comitato Etico per la pratica clinica della ULSS 3, come la presidente e bioeticista Giovanna Zanini, il vicepresidente Paolo Michelon e il medico Giovanni Poles. Il convegno si occuperà di consenso informato e in particolare delle disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite testamento biologico o biotestamento, come regolamentato dall'articolo 4 della legge 219 del 22 dicembre 2017. Spiega l'assessore Friziero. La legge prevede la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso e il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari da parte di tutti i cittadini in maggiore età e capaci di intendere e volere. Il convegno inoltre chiarirà il modo per poter compiere la DAT a chi consegnarla e gli obblighi di chi la detiene. Alla Parafarmacia Corrieri di Viale Venezia Sottomarina puoi trovare tante idee regalo per Natale a un prezzo bassissimo. Appuntamento d'eccezione con la musica dal vivo questa sera all'Osteria Coppi di Cale Palazzo. Torna infatti a esibirsi nella sua città Carlo De Bay, storico chitarrista di varie band, Una Razza, Spanish Bombs, e in seguito coautore di Mango. De Bay diede vita anche al progetto Carlito, con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2001, ottenendo la palma per il miglior testo in assoluto, anche davanti a Mogol e a Zucchero. Il musicista, accompagnato dall'altra chitarra di Alberto Boscolo, Giacontolo Marton ed Ed Hunters, darà fondo alla sua anima blues per un concerto unplugged, intimo e imperdibile. A Real Blues Experience inizierà alle ore 21:30. Amici carissimi, buongiorno a tutti dal centro storico di Chioggia. Dunque lo scivolamento verso sud del fronte perturbato che è entrato dalle Alpi questa notte sarà in rapidissimo scivolamento verso sud-est entro il pomeriggio di oggi e lascerà spazio a schiarite e naturalmente a un miglioramento del tempo. Una giornata che naturalmente si sta aprendo con molta nuvolosità, ci sono state delle piogge qua e là un po' nel nostro territorio, ma nulla di più, veramente molto sporadica come nelle previsioni questa perturbazione che però segna il passo verso un anticiclone che ormai si è naturalmente sbiadito e concentrato solo sulle zone meridionali. Una situazione quindi che tende a cambiare come avevo già prospettato nei giorni passati. Una serie di perturbazioni entreranno nel bacino del Mediterraneo, se lo farà sempre dalle concorrenti da nord-ovest, quindi maestrale, che via via diventeranno sempre più forti e sempre più fresche mano a mano che ci avvicineremo al ponte dell'Immacolata. Dunque poi dopo la giornata di oggi che segna appunto questo cambio di passo avremo un venerdì sostanzialmente positivo con un miglioramento che però diventerà abbastanza effimero, perché da nord-ovest questa sera domani sera scusate, entrerà un nuovo fronte un pochino più deciso che porterà naturalmente un nuovo cambio di scena con temperature un po' più basse, venti da nord-ovest piuttosto insistenti e anche con qualche pioggia in più, specialmente nella parte occidentale del Tirreno e le regioni del nord-est, soprattutto nella mattinata di sabato. Quindi come vedete un cambio di scena lento ma inesorabile che porterà poi probabilmente da domenica sera a lunedì anche correnti che si orienteranno verso nord-est un pochino più fredde con bora e quindi bora naturalmente un pochino più forte, un pochino più tesa, ma con giornate che tenderanno ad essere naturalmente più stabili e soleggiate.
Staremo quindi all'occhio sulla stazione che verrà, non abbiamo di fronte grossi sconquassi, ma semplicemente un po' di freddo invernale. Tutto qua, ciao a tutti!